buonasera a tutti, sono in compagnia di Maurizio Sarlo. Avrei da farle alcune domande. Sì, Io sono qua a rispondere. Bene, grazie. Allora, il progetto Mondo Migliore promuove idee e principi innovatori che avranno un impatto sostanziale su tutta la società. Che hanno già. Cosa l'ha spinta a intraprendere, Maurizio, questo percorso? Mi ha spinto la passione per tutto quello che è la natura, tutto quello che è il creato, quindi gli esseri umani, ma anche la materia, i vegetali, gli animali. Mi ha spinto tutto questo, poi crederci e non crederci, ma è la verità. Mi ha spinto la passione per la bellezza del creato e il fatto che, secondo me, da circa 20 anni a questa parte, se l'uomo capisce le sue potenzialità e quelle, chiamiamole così, della trascendenza che ci vengono in qualche modo riconosciute, possiamo avere la possibilità di un paradiso in terra. Bene, quindi, grazie. però bisogna conoscere per farlo, cioè il problema per essere risolto ha bisogno di conoscenza. Se non c'è la conoscenza, tu il problema non lo risolvi mai. Certo. Negli ultimi 2 anni si è impegnato tanto per promuovere il progetto Coima. L'abbiamo vista sui palchi di tutta Italia, nelle interviste, e abbiamo letto anche le sue riflessioni. Oltre a questa immagine pubblica, chi è Maurizio Sarlo? Beh, tanto grazie che in qualche modo cerchi di avere un'immagine privata, ma l'immagine pubblica ritengo sia anche l'immagine privata. È ovvio che nell'immagine privata ci sono delle cose che è giusto tenere riservate, come l'amore che si ha per la propria moglie piuttosto che per la propria figlia, che io faccio, credo, trasparire un po' dalle conferenze che abbiamo fatto, dicendo che cosa? Sono una persona normalissima, sono una persona come tanti di noi siamo, no? nei propri pregi, anche nei propri difetti, che se non sono difetti strutturali voluti, si possono migliorare se qualcuno ti aiuta a migliorarli, altrimenti è difficile poter migliorare i propri difetti. Quindi ecco, sono una persona normalissima che è innamorata della possibilità di creare un equilibrio da promuovere attraverso l'aiuto di tutti, perché da soli non si va da nessuna parte. Bene, il Partito del Valore Umano ha chiesto il programma al progetto Coima e l'ha ottenuto. Che cosa vi ha ispirato la fiducia necessaria a dare questo programma al Partito del Valore Umano? Beh, intanto si sono presentati con un nome che è una garanzia, no? Già questo è un primo passo interessante. Sono stati i primi, persone che qualcuna la conoscevo, qualcuna non la conoscevo, che si sono messi insieme e hanno detto: noi siamo pronti a creare un partito ma che sposa perfettamente questo programma culturale che spiega dall'A alla Z come si deve creare l'equilibrio. E allora, vedendo queste persone negli occhi, ormai 32 anni di esperienza mi permettono di capire che insomma c'è un po' di costrutto. Siamo andati avanti un po' di tempo a studiarci gli uni con gli altri. Noi siamo il direttivo del Coima e loro la direzione di un partito, e c'è stata onestà. Quindi attenzione, voi siete un partito, non è detto che noi, se arriva il PD piuttosto che Forza Italia, piuttosto che chiunque altro, come per esempio è arrivato il movimento Novax del senatore Pepe, Bartolomeo Pepe, a chiederci il programma ufficialmente. Quindi se qualcuno viene a chiederci questo programma, noi siamo onorati, fieri e senz'altro felici di poter dare questo nostro programma a chiunque, solo che poi va rispettato, cioè non è che si può prenderlo perché fa comodo per la poltrona, lo si deve prendere per portarlo avanti fino in fondo, perché solo la politica, quella con la P maiuscola, può creare l'equilibrio che noi diciamo. Noi contribuiamo come un qualche cosa di privato che detta un esempio, contribuiamo a spiegare salotto dopo salotto, conferenza dopo conferenza, quali siano le vere cause che provocano crisi cicliche e quali le possibili soluzioni.
soluzioni che possono avvenire solamente se una massa critica proposta come antenna ricetrasmittente del progetto in ogni comune d'Italia fa da cassa di risonanza. Questo l'abbiamo detto dal primo giorno, non è che lo dico oggi, però molte volte c'è da scusare, come si può dire, la pratica che vuole che un conto è quello che dico io, con un post piuttosto che una conferenza, e un conto è quello che viene riportato attraverso il passaparola all'ultimo PO che c'è nel comune del Vatte alla Pesca. Perché se no succede come ha detto il dottor Mosca, il dottor Vespa, il dottor Vespa, che è un valente giornalista di Porta a Porta, al dottor Valentini, che è un valente invece uomo di cultura, cercando di far confusione, o meglio, facendo confusione, perché in qualche modo è andato a dire: ma sappiamo che voi siete un partito collegato ad un progetto che promette €1 per averne 1.500. Assolutamente no, non abbiamo mai detto niente di questo. In altre trasmissioni il professor Galloni, che è il portavoce di questo partito, si è sentito dire: ci sono inchieste giornalistiche sul chiacchierato Coem. Inchieste giornalistiche? Ma se abbiamo fatto decine di conferenze stampa non è mai venuto nessuno. E l'inchiesta giornalistica la si dipinge quella che fa Striscia la Notizia? Questo è il giornalismo? Beh, allora forse la chiara idea di che cos'è il giornalismo bisogna andarlo a spiegare. Mi fa molto piacere che abbia voluto approfondire questo punto, grazie. Quale degli 11 punti del programma del Partito Valore Umano è quello che le starebbe più a cuore o che le sta più a cuore? La dignità, la pari dignità che ci deve essere fra l'istituzione e ognuna delle persone singole che creano la collettività. Oggi non c'è una pari dignità. C'è qualcuno che sta al vertice, che può tutto, può fare quello che vuole e passarla liscia, l'abbiamo visto molto, e c'è il poveraccio che se ruba la gallina va in galera. Purtroppo quindi secondo me ci vuole questa pari dignità, e noi con il programma spieghiamo come è possibile arrivare alla pari dignità, perché senza un principio di partenza etico tutto a caduta diventa elefantiaco, difficile da gestire, eccetera, eccetera. Quindi la pari dignità è senz'altro la prima cosa che bisogna andare noi, collettività, a chiedere alle istituzioni, perché siamo noi che favoriamo in maniera democratica le istituzioni. Le istituzioni servono, sono ben quelle italiane, ben collocate all'interno di una Costituzione che è una favola. La nostra Costituzione prevede quasi tutto, se non tutto. Ovvio che è datata e quindi avrebbe bisogno di una migliore interpretazione. Per esempio il primo punto della Costituzione, la Costituzione italiana, che dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro. Ecco, se il Presidente della Repubblica italiana in una manifestazione dice che dobbiamo abituarci a perdere il lavoro perché c'è l'arrivo delle tecnologie, dei robot, c'è qualcosa che non mi quadra. Quindi dobbiamo fare in modo che il primo punto chiarisca bene che questa Repubblica deve essere fondata sulla dignità umana. Allora, sulla dignità dell'uomo, sul valore umano. E questa è una considerazione che riporta poi tutte le altre che noi diciamo nelle conferenze. L'ultima domanda: il Partito del Valore Umano è composto da una grande squadra... Ma ci vorrebbe qualcuno del Partito del Valore Umano, non io. Allora, da una grande squadra di persone che vogliono davvero contribuire a un mondo migliore. Quale augurio si sente di fare al partito e perché? Allora, anche in questa occasione diciamo la netta divisione che ci deve essere fra il soggetto persona giuridica Coem. È una piccola associazione ma che rispetta la legalità.
vogliamo cambiare le leggi, sì, quelle che vanno male, però in maniera democratica. Bene, quindi soggetto giuridico, persona giuridica COE. Poi c'è il soggetto persona giuridica CLEM, che sono tante piccole associazioni autonome. Io non posso entrare nell'associazione CLEM a dire fai così o fai colà. Io dico solo c'è un progetto, se lo volete seguire vi sentite allineati a questo, se no pazienza, non posso fare. Certo. L'altra cosa è il soggetto persona giuridica partito, che può essere quello del valore umano oppure può essere qualsiasi altro partito. Cose completamente diverse. Io non ho né mia figlia, né mia moglie, né il sottoscritto, né nessuno del direttivo del COIME e dei soci del COIME che sono iscritti ad un partito. Noi vogliamo essere un'associazione che monitora e che pungola, cercando di contribuire a quel famoso equilibrio, tutti i partiti che ci sono. Ovvio che abbiamo simpatia per il partito Valore Umano. Perché? Perché ha degli uomini che sono persone di tutti i giorni, a parte qualche grande eccellenza come il professor Galloni, che è il portavoce di questo partito, come il professor Valentini, il dottor Valentini, Franco Valentini, ma come tanti altri che ci stanno seguendo, Massimo Montinari, eccetera. Ma soprattutto questo partito è fatto da persone normali, come noi, no? Sì. E questa è la garanzia, che possono crescere, possono studiare, ma con un principio vero. Di base. Certo. Un principio creato su regole che non sono la storiella, sono la capacità di poter contribuire a cambiare il mondo. Bene. In positivo. Io la ringrazio molto e ringrazio voi per l'ascolto. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie.